Salve. Sì. I risultati dell'indagine condotta a livello nazionale da Greenpeace e i risultati dei numerosi studi effettuati dalla comunità medica e scientifica attestano in modo inequivocabile che la diffusione e la pericolosità dell'inquinamento da FAS dei terreni, delle acque e dell'aria ha raggiunto un livello di diffusione tale da rendere non rimandabile una restrizione alla produzione e al commercio di merci contenente FAS che va normata a livello nazionale e europeo. È ormai più che evidente che è necessario che tutte le forze sociali e associative trovino unione e un'azione comune nel chiedere con voce ferma e forte al mondo politico e imprenditoriale una immediata presa di coscienza e un impegno ad individuare e implementare le soluzioni alternative all'utilizzo dei FAS che vanno eliminati dai processi produttivi. A livello europeo e nazionale vanno finanziate le attività di ricerca e sviluppo che portano all'individuazione di alternative all'utilizzo dei FAS che dovranno avere le caratteristiche di sicurezza per l'ambiente e la salute dei cittadini che solamente un serio processo di test può garantire. A livello regionale le amministrazioni devono attivare senza esitazioni screening di massa sulla popolazione per identificare e mappare la presenza di FAS nel sangue della popolazione, non solo per dare trasparenza sulla gravità della contaminazione, ma anche come strumento per identificare fonti di inquinamento attualmente non tracciate. Le aree già contaminate da inquinamento da FAS vanno bonificate per contenere l'espansione delle sostanze nocive e per restituire alla cittadinanza spazi naturali indispensabili per una vita sana. Come dai cartelli non c'è più tempo per discutere, è rimasto solo il tempo di agire. Grazie. Grazie infinite.